cornice stupenda dell'antica torre Vallotta ed abbiamo unito la storia con la cultura contemporanea e con il chilometro zero. Grazie. Secondo premio, con una super etichetta che leggerà, è sempre quella, e quindi non risparmiamo. Ecco, come potete vedere, sembra una bomba atomica. Allora, il secondo premio, ovvero un Magnum, Super Magnum da 9 litri, va a Mario Stramazzo. Domani mattina ma noi allora facciamo E il primo premio che verrà consegnato a Fabio Legnaro, un Magnus straordinario da 12 litri, va a Piero De Franceschi. Dico due parole perché sono sensazione mi è rimasto a fare. Comunque sono commosso, non ci speravo, vi ringrazio, ce l'ho messa tutta, ma soprattutto ringrazio la brigata di cucina che ha interpretato bene la ricetta che vi ho consegnato e che mi ha permesso di arrivare fin qua. Grazie, grazie. Alla scuola del vetro di Montegrotto Terme venerdì mattina alle 10 alla presentazione della scuola internazionale del gusto. Fabio, concludi tu con un pensiero visto che sei il padrone di casa. Pensiero, sono poi menzionato anch'io per le disposizioni qui davanti. Una grande politica chiunque ci ha aiutato e ha collaborato perché fosse realizzata questa serata. Ringrazio i miei colleghi ristoratori e critici. Avevamo pensato con Enrico, scusate, Enrico, dobbiamo dire che comunque, allora, il giudizio di questa sera per il primo, secondo e terzo e per tutti è stato dato solo dal punteggio della giuria popolare. Ci riserviamo di comunicare entro pochi giorni con Enrico e anche ai tecnici, diciamo, a chi ha lavorato, i ristoratori, gli chef che hanno dato il voto per dire quali sono le votazioni tecniche. Quello lo comunichiamo personalmente a tutti. Enrico? Sì, perché finché si ride si scherza un po'. Qui con noi questa sera c'erano alcuni chef professionisti da Padova, da Venezia e dintorni che hanno espresso un loro giudizio che è registrato a parte e per serietà e anche per non creare qualche imbarazzo, qualche precedente nei confronti dei giornalisti gastronomici, delle penne criticone. Il loro giudizio sarà comunicato alle stesse penne criticone con raccomandata ricevuta di ritorno anonima da Ballotta. Ecco, ricordo che tutte le foto, i video e le votazioni saranno pubblicati sul sito di Ballotta www.ballotta.it. Grazie a tutti e a tutte della partecipazione e ci vediamo presto. Grazie.